Qual è la situazione relativamente alla discarica, al compostaggio di Joppolo, all'impianto di compostaggio? C'è in atto un grande dibattito, grandi lamentele, ecco, ce ne parla ora Claudia Casa di Legambiente. La situazione è quella che denunciamo da 3 anni e mezzo. Da 3 anni e mezzo lì è stato messo in funzione questo impianto di compostaggio e noi avevamo accolto questa notizia come diciamo, un dato molto positivo per il nostro territorio, visto che fino a quel periodo l'unico impianto di compostaggio operante nella nostra zona era quello di Sciacca. E i problemi sono sorti dopo, nel momento in cui questa attività ha cominciato ad essere operativa, e purtroppo sono problemi che si protraggono nel tempo e che ormai interessano non soltanto la zona in cui sorge l'impianto, quindi le 2 contrade in cui sorge l'impianto, ma tutto l'abitato di Joppolo, come pure la zona nord di Agrigento, Aragona, la stessa Raffadali. La puzza è incredibile, ci sono alcuni momenti della giornata in cui veramente non si riesce a respirare e quindi diciamo, è facilmente immaginabile che il processo di lavorazione che avviene all'interno di quell'impianto non sia un processo svolto secondo quelle che sono le logiche appunto di questo tipo di impresa. A noi viene contestato di avere sostanzialmente, di stare osteggiando quella che è un'attività assolutamente utile per il ciclo integrato dei rifiuti. No, noi non stiamo osteggiando assolutamente questa attività, noi stiamo osteggiando il modus operandi, che è un modus operandi che sta danneggiando quelle che sono le logiche che noi portiamo avanti. Guardi, noi purtroppo ormai adesso sono 3 anni che continuiamo a vivere in questa situazione. Se vivere si può dire, è impossibile aprire una finestra, è impossibile poter stare qualche minuto fuori perché è tutto pieno di mosche, l'aria è irrespirabile, però veramente il nostro problema adesso diventa un problema di salvaguardia della salute. Temiamo veramente quello che possa accadere già tra un paio di anni. Gli odori che arrivano sono veramente persistenti ed è impossibile proprio rimanere anche solo qualche istante fuori casa mentre ci sono queste folate che si verificano di mattina, nel pomeriggio, durante tutta la notte.